Angela Colmellere, come mai la scelta di ricandidarsi come sindaco di Miane? Torno dopo 5 anni a candidarmi come appunto sindaco di Miane perché mi è stato chiesto per buona volontà ho deciso di dire sì, sì, proviamoci, sì, se serve si fa. E quindi questa è la motivazione che mi ha portato a creare una squadra composta di persone nuove e di persone appunto che hanno già fatto esperienza in ambito amministrativo con me appunto nei precedenti mandati. Si tratta di una opportunità quindi che vogliamo dare al paese, ai cittadini, di poter scegliere in maniera appunto libera coloro che ritengono possano essere più adatti a rappresentare questa comunità. Io cerco di portare con me un po' il bagaglio di quello che ho imparato, che ho visto, che ho toccato con mano proprio anche su Roma. Quindi ho compreso quanto anche l'importanza dei rapporti con le istituzioni a livello sovracomunale siano importanti anche per dare una risposta proprio alle necessità dei cittadini, per risolvere esattamente i problemi dei cittadini, come in maniera più veloce, quindi più in fretta, magari rispetto a quelle che sono le procedure talvolta anche ordinarie. Ecco, quindi io sarò un sindaco che cerca di donare quello che ho imparato, perché penso che sia un plus valore a quella che è la vita di una comunità e la vita appunto di questo comune di Miane. Lo farò appunto con questa squadra preparata di persone che provengono anche da diversi ambiti, quindi che sia dall'ambito pubblico che dall'ambito privato. Rappresentano il mondo industriale, il mondo dell'artigianato, il mondo appunto dell'amministrazione pubblica. E quindi una squadra motivata che ha voglia di raggiungere degli obiettivi in maniera concreta, in maniera precisa, ma proprio mettendoci il proprio impegno, il saper fare per raggiungere in fretta questi obiettivi. La parola chiave qui è concretezza, cerchiamo di fare quello che serve, quindi non sarà sicuramente un programma fatto di obiettivi insomma irrealizzabili, ma un programma fatto di obiettivi facilmente raggiungibili, dove appunto le risorse sono importanti e le risorse dovranno essere trovate anche appunto attraverso un importante legame e rapporto con con quella che è la capitale e tutti gli uffici e tutti i ministeri che appunto vivono la capitale stessa. Il mio impegno c'è, ci mettiamo a disposizione e quindi speriamo che questa nostra disposizione possa aiutare i cittadini a sceglierci e di conseguenza far tornare quella che è Miane appunto una terra viva. Ecco perché Miane, terra viva, lista civica. Noi vogliamo ravvivare questo paese ricominciando da dove ho lasciato appunto più di 5 anni fa.